Copertina del nostro telegiornale tutta dedicata alle Frecce Tricolori e il suo 60° anniversario, tutti con il naso all'insù quindi per celebrare questo grande evento oggi a Rivolto della Pattuglia Acrobatica Nazionale, una festa celebrata in formato ridotto per le disposizioni anti-Covid. Per noi oggi c'era Daniele Paroni con Fabio Di Bernardo a raccogliere tutte le interviste. Abbiamo seguito anche un'ampia diretta nel corso dei nostri speciali, ne trasmetteremo alle 21 anche con le interviste dei principali protagonisti, però Daniele Paroni ha raccolto anche le ultime immagini che vi facciamo vedere del presidente Mattarella, che era ovviamente presente assieme al presidente del Senato Casellati e al ministro della Difesa Guerini all'evento. Vediamo subito queste immagini. E con le riprese di Fabio Di Bernardo proprio al tramonto, li vedete schierati i velivoli che si sono esibiti poco fa, sono i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale. C'è in rassegna fra pochi istanti il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto raggiungere l'auto presidenziale proprio sulla pista dell'aerobase di Rivolto. Vedete che è accompagnato da tutte le autorità, probabilmente un fuori programma, perché tecnici e piloti si sono schierati proprio accanto al numero 1, il velivolo numero 1. E vedete che Mattarella sta dialogando col capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che abbiamo intervistato in precedenza e adesso saluterà uno a uno, cominciando dal comandante, i membri della Pattuglia Acrobatica Nazionale. E c'è anche un omaggio da parte che gli viene consegnato in questo momento. Queste quindi le ultime immagini che ci arrivano da Rivolto. Domani un altro air show per celebrare questi 2 giorni che hanno accolto 17.000 visitatori, 8.500 oggi, tra commozioni, emozioni e commenti, anche le autorità presenti raccolte in questo servizio. 60 anni di testimonianza di eccellenza, di grande capacità di lavoro, di grande impegno, 60 anni in cui gli italiani si sono riconosciuti nelle Frecce Tricolori, nelle loro acrobazie, nel loro lavoro, ma 60 anni anche di testimonianza dell'eccellenza italiana all'estero. Un simbolo dell'Italia importantissimo, ma sono anche un simbolo della nostra terra. E sono contento ovviamente che tramite le Frecce Tricolori il Paese si faccia conoscere nel mondo anche per le sue capacità e diciamo anche la sua unicità, e tutto questo parte dalla Friuli Venezia Giulia. L'emozione è incredibile, da comandante ho la possibilità di assistere alle emozioni che le Frecce Tricolori regalano al pubblico, ma anche alle emozioni che il pubblico regala alle Frecce Tricolori, e quindi un punto di vista privilegiato, un'emozione resa ancora più forte da una prima esibizione dopo 2 anni di chiusura. Di fatto in questi 2 anni abbiamo visto le nostre manifestazioni aeree ferme, e quindi oggi siamo ben orgogliosi e contenti di poter esibirci davanti al nostro pubblico. È stato un impegno importante per il reparto, soprattutto perché lo abbiamo aggiunto a una routine operativa di per sé molto intensa, soprattutto in questo periodo in cui stiamo gestendo 3 linee di volo diverse, 2 sistemi d'arma di difesa aerea nazionale missilistici. Però l'abbiamo fatto volentieri, perché volevamo dare l'opportunità a tutti gli appassionati di poter festeggiare questi 60 anni delle Frecce Tricolori qui a Rivolto. Da dove arriva? Da Brescia. Da Brescia, e questo è un diploma. Il diploma di piccolo pilota. Quindi Abbiamo fatto il simulatore di freccia. emozionante? Molto, molto bello. Il 60° non si poteva rimandare, cioè già l'anno scorso l'hanno posticipato a causa Covid, quindi siamo qua, era un peccato mancare. No, bello. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Alberto Rosso, questa mattina era in visita all'Istituto Tecnico di Udine Malignani, prima a parlare con gli studenti, poi alla cerimonia di consegna di un velivolo già impiegato in missioni di pace e che ora diventerà oggetto di studio degli allievi del corso aeronautica. Sentiamolo. Generale, lei ha potuto visitare una delle eccellenze, una delle scuole migliori di Udine. Cosa ne pensa col contatto che ha avuto con gli studenti?
vedere la cura e l'attenzione con cui questo istituto provvede alla formazione dei giovani mi fa pensare mi fa essere ottimista per il futuro. La tecnologia evolve in maniera esponenziale, dobbiamo continuare a essere competitivi, dobbiamo alimentare in maniera corretta il mondo del lavoro. Qui si danno ai ragazzi delle possibilità straordinarie, quindi ne sono veramente entusiasta. Cosa significa questo aereo come donazione al Malignani? La macchina che è qui alle nostre spalle è una macchina che ha un passato operativo interessante perché ha svolto operazioni importanti, ha volato sul Kosovo, ha volato sulla Libia, ha volato in Afghanistan, quindi ha testimoniato la capacità e il cuore degli equipaggi e dei manutentori per svolgere quello che il Paese ci chiede di fare, contribuire a mantenere la pace e la sicurezza nel mondo. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle frecce tricolori ricordandovi questa sera alle 21 lo speciale con il The Best, le migliori interviste realizzate oggi e l'intera giornata e diamo uno sguardo invece all'emergenza sanitaria, 97 le persone contagiate oggi, su 3.851 tamponi molecolari sono stati riscontrati 80 nuovi positivi con una percentuale del 2,7%. Sono inoltre 6.921 i test rapidi antigenici, 17 casi, 0,24%. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 97 anni, residente a Trieste, 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 9 non risultano essere state vaccinate, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 41. Parliamo ora di economia. Quasi 3.000 aziende, esattamente 2.943, sono a rischio usura in Friuli Venezia Giulia. Sono quelle imprese che non riescono a accedere ai prestiti delle banche perché sono state segnalate come insolventi. Facciamo il punto in questo servizio. Se l'effetto delle misure messe in campo per dare liquidità alle aziende friulane o giuliane si sta esaurendo, il rischio che molte di queste diventino insolventi e preda degli usurai è molto elevato. La CGIA di Mestre lancia l'allarme usura, quasi un'azienda su 50 in Friuli Venezia Giulia vive in una situazione di difficoltà. Società che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla centrale dei rischi della Banca d'Italia. La provincia di Udine è al 48esimo posto in questa classifica con 1.384 imprese che proprio perché segnalate non riescono ad accedere a prestiti e quindi rischiano di scivolare nelle braccia degli usurai. Più in basso Pordenone, 744 aziende, Gorizia con 443 e Trieste con 402. Per evitare che la platea aumenti, la CGIA spera che il governo Draghi potenzi le risorse a disposizione del Fondo di Prevenzione dell'Usura e aiuti le banche a sostenere le società di piccola dimensione. In via preventiva bisogna potenziare il fondo di solidarietà, dopodiché dobbiamo aiutare le banche a tornare a fare il loro mestiere, ovvero a sostenere in particolar modo chi in questo territorio fa impresa. Favorito anche dal bel tempo, dopo Mittelfest Cividale continua a richiamare i turisti grazie agli appuntamenti in programma. Sentiamoli. Proseguono gli eventi a Cividale del Friuli, sostenuti anche da belle giornate di sole. Molti gli iscritti alle passeggiate organizzate dal comune cividalese alla scoperta dei segreti cittadini. Conclusa la felice parentesi dedicata al Mittelfest, proseguono incontri, spettacoli e mostre. Ogni venerdì infatti si aprono le porte di Palazzo De Nordis a piccoli gruppi che verranno guidati da 2 giovani studiose tra i capolavori esposti. Rimarranno presenti invece fino a fine settembre le opere del maestro romano del percorso sacro-religioso dal titolo La Via Dolorosa. Sono fissati infine per il prossimo weekend gli appuntamenti con il corpo bandistico Città di Cividale, che si esibirà nella piazza cittadina, e quello con il tradizionale Baule del Diavolo, che rimarrà in piazza durante tutta la giornata di domenica. Non mancano i riconoscimenti che la città continua ad accogliere. Proprio qualche giorno fa, infatti, la stazione ferroviaria cividalese è stata premiata da UTP e dall'Associazione Europea Ferrovieri per il suo valore storico. Sono altre 69 in tutta Italia le stazioni che si decoreranno della targa, tra le quali, per la nostra regione, anche quella di Gemona del Friuli. È stato campione olimpico della 50 km di marcia nel 2008 a Pechino, contro di lui poi 2 sentenze per doping, l'ultima archiviata in Italia ma che non è bastata per partecipare a Tokyo 2020. Stiamo parlando di Alex Schwarzer, oggi al Bearzi di Udine per presentare insieme al suo allenatore Massimo Donati il libro I signori del doping. Qual è il significato di questo libro, I signori del doping? È un raccontare, una testimonianza, altrimenti tutto sarebbe passato così inosservato. Come sono stati questi 4 anni?
Una sofferenza indicibile, perché dall'altra parte c'hai l'istituzione che ha sempre una faccia pulita e in maniera ipocrita descrive questa faccia pulita, quindi è chiaro che giocavano molto sul precedente di doping di Svazzer e quindi davano per scontato che passasse liscia anche la loro azione ignobile. E quindi è stato difficile. È chiaro che l'indagine della magistratura è stata una svolta. Il problema è che nessuno restituirà un campione del genere. Questo è un fuoriclasse. È già incredibile che sia caduto nel primo caso di doping, dove sarebbe bastato stargli vicino e supportarlo nella maniera giusta, non sarebbe mai successo. Sono stati 4 anni molto difficili, perché adesso parliamo così, 4 anni, ma sono lunghi 4 anni, no? Sono stati 4 anni pesanti e sono contento che adesso questo capitolo si sia chiuso. Adesso il tuo futuro è un po' più chiaro? Ma io faccio l'allenatore già da 5 anni, ok? Quindi per me a livello di futuro, a livello professionale non cambia niente. Ho la mia stupenda famiglia e vado avanti per la mia strada senza problemi. Non ci sono altre notizie, vi ricordo l'appuntamento, se volete rivivere l'emozione delle Frecce Tricolori, alle ore 21. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.